Ho scritto al Vescovo di Chioggia per dire tutta la solidarietà e la vicinanza e per esprimere il fatto che una scuola è una comunità educante, non c'è un dirigente scolastico che può dire a un vescovo c'è un'eminenza, una rappresentante delle istituzioni, una autorità spirituale di venire o non venire, perché quella non è autonomia della scuola, è una discrezionalità del dirigente scolastico e chiederò che ci siano le verifiche. Dura la reazione dell'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, che definisce la scelta del dirigente scolastico assurda, illogica e figlia di un laicismo estremo e fazioso. Ma da Chioggia è lo stesso vescovo a chiederle di non proseguire coi provvedimenti nei confronti della scuola e del preside Fabio Cusin. Mi ha risposto: lasciamo in pace la scuola, è un atteggiamento di esclusione quello che mi è stato riservato, ma non voglio che sia un fatto personale. Ancora una volta Monsignor Tessarollo si dimostra di una grandissima educazione e sarebbe stato un buon esempio in quella scuola. Io spero che il preside cambia idea. Cusin da parte sua ha indirizzato una lettera aperta a Monsignor Tessarollo, ribadendo le motivazioni del diniego, ma esprimendo anche apertura. Se volesse partecipare a un dialogo interreligioso o a un dibattito sulla fede, propone, sarei lietissimo di averla tra noi. Il preside non risparmia critiche ai politici che a suo dire usano la religione come strumento di aspra polemica, più come una clava, scrive, che come un delicato sentimento dell'animo.